No al traforo sia la valorizzazione del Grappa, la protesta e le proposte delle associazioni ambientaliste a Romano Dezzelino. Andiamo adesso nel Vicentino, a Romano Dezzelino, per la riunione di una cinquantina di associazioni ambientaliste, un incontro per dire no al traforo del massiccio del Grappa e per chiedere interventi di tutela e di valorizzazione del territorio e del turismo. Vediamo. Dopo 23 anni nei cieli di Romano tornano a volare i parapendii, perché il nostro desiderio è quello di promuovere un nuovo modello, il modello che si basa su un turismo ecosostenibile, una proposta per abbattere l'attuale modello proposto dalla Regione, di grandi opere calate dall'alto, come per l'appunto la nuova Valsugana. Quest'opera devasterà completamente questo territorio con un traforo a doppia canna lungo oltre 12 km e 5. La vera risorsa del Grappa è il turismo. Dobbiamo rivalutare l'ambiente, in particolare la cura dei boschi e soprattutto i manufatti della Grande Guerra in vista del centenario. Quello che non si vuole è altro cemento. Nel Veneto negli ultimi 40 anni sono stati cementificati 180.000 ettari di terreno, pari alla provincia di Rovigo. Qui da noi è prevista la nuova Valsugana ed è già in stato di realizzazione la Pedemontana. La Pedemontana è una infrastruttura esagerata per il nostro territorio. A noi era sufficiente una superstrada. L'autostrada Pedemontana Veneta è un'esigenza della politica, secondo me, e non dei cittadini. Sarà a pagamento, in project financing, ma finora solo i soldi impegnati sono di noi cittadini.